È Trevigiano l'unico comune veneto invitato all'Expo da Italive. Si tratta di Pederobba, comune che la scorsa primavera, vincendo un concorso per il miglior evento italiano grazie alla festa dei marroni del Monfenera, aveva ottenuto lo speciale invito all'esposizione universale. Pederobba, pro loco e comune in testa, è stata ospitata per un giorno proprio nel padiglione di Coldiretti, appuntamento a cui non ha voluto mancare Federico Caner, neo assessore al turismo della Regione Veneto. Al Comune di Pederobba i complimenti alla Giunta, a tutti coloro che ci hanno lavorato, i volontari, alla Proloco di Pederobba stessa che si è prodigata per arrivare a questo splendido risultato. A me fa particolarmente piacere perché oltre ad essere un comune in provincia di Treviso è anche un comune della Pedemontana Veneta, quella stessa Pedemontana che noi a livello turistico vogliamo valorizzare, e quindi questa è anche una vetrina che ci dà la possibilità, proprio sfruttando le capacità dello stesso comune di Pederobba, di far capire che in Veneto, oltre alle località turistiche note, ci sono anche queste località dove ci sono delle produzioni non marginali ma importanti, come i marroni, ma penso anche al fagiolo di Levada o alla patata del Montello o allo stesso prosecco DOC asolano, che è diverso dal prosecco più rinomato, che è quello di Valdobbiadene e Conegliano, ma che comunque è molto importante, e quindi questa dà sicuramente la possibilità di far conoscere un territorio che altrimenti rischierebbe di essere ingiustamente dimenticato. I complimenti dell'assessore regionale non hanno mancato di inorgoglire lo stesso sindaco di Pederobba, già ampiamente soddisfatto per l'avventura all'Expo. È un risultato che abbiamo raggiunto grazie ad aver vinto un premio nazionale per quel che riguarda le mostre del mercato di prodotti tipici, in questo caso il marrone del Monfenera, e grazie a questa vetrina possiamo proporre anche tutte altre nostre peculiarità, dal fagiolo borlotto nano Levada al pollo rustichello, cantine e quant'altro. E viva il Proloco di Pederobba, e viva la Proloco di Covolo, e viva tutti i dipendenti del nostro comune di Pederobba, che grazie alla sinergia che siamo riusciti a creare tra amministrazioni e dipendenti siamo riusciti a organizzare questa impresa, tra virgolette, per un comune piccolo come il nostro. La Regione Veneto è la prima regione in Italia per quanto riguarda il numero di DOP, DOC e IGP, quindi significa avere molte produzioni locali. Noi dobbiamo imparare non solo a vendere i nostri prodotti, a farli conoscere a livello nazionale e internazionale, ma soprattutto a vendere nel senso buono della parola, cioè far conoscere il territorio veneto.